Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con tempi supplementari su Teleeuropa Network in Calabria e Sicilia orientale, sul sito di Teleeuropa Network in streaming, ovviamente a disposizione per chiunque voglia seguirci. Appuntamento importante anche questa settimana, appuntamento che arriva dopo un derby sentitissimo vinto dal Cosenza contro il Crotone, che certifica la quasi salvezza ormai dei lupi rossoblù, che vincendo questo match ipotecano di fatto la permanenza nel prossimo campionato. Adesso insomma si tratterà di andare a prendere punti importanti anche sul campo del Padova per chiudere magari in anticipo anche la pratica salvezza. Il Crotone invece dovrà lottare fino alla fine, ma rimangono intatte le possibilità di salvezza diretta anche per i pitagorici. Poi nella seconda parte ovviamente tanta Serie C con il nuovo ribaltone in casa Amaranto. La regina manda via il tecnico Massimo Drago, richiama Roberto Cevoli con una conferenza a fiume del presidente Gallo nel post sconfitta in casa con la Sicula Leonzio, e poi parleremo anche della sconfitta delle Aquile in casa contro la Virtus Francavilla e della debacle della Vibonese in terra sicula in quel di Siracusa. Ed allora iniziamo subito con il presentarvi il mio compagno di viaggio, come ogni settimana Attilio Malena. Ciao Attilio! Buonasera anche da parte mia, oggi puntata assolutamente da non perdere e tra poco capirete perché. Assolutamente, tanti personaggi con noi questa sera a tempi supplementari, anche di grande livello, ma soprattutto, come diceva Attilio, rideremo tantissimo, perché il calcio è sì impegno, è sì risultati, è sì anche a volte esasperazione, ma è anche un po' di sorriso, quello genuino, quello che insomma non guasta e che aiuta a vivere meglio. Ed allora passo subito a presentarvi gli ospiti. È con noi il tecnico, conoscitore di calcio a 360 gradi, il mister Andrea Spinelli. Buonasera mister. Salve, buonasera a tutti. Ed è con noi un personaggio straordinario, un comico, un imitatore, un attore, un artista straordinario, tutto calabrese. Buonasera a Pasquale Capri. Buonasera, sono Luca Laurenti, volevo fare... Salve a tutti, no, Pasquale Capri. Grandissimo. Hai detto bene. Pasquale Capri, straordinario. Con lui poi dopo insomma andremo a ripercorrere tantissimi personaggi e rideremo, poi lo interrogheremo anche sugli aspetti calcistici e non solo. Però iniziamo subito il dibattito, ovviamente facendo un passo indietro al San Vito Marulla, dove nel derby di domenica sera il Cosenza ha avuto la meglio, giocando una gara straordinaria, intensa, meritando ampiamente poi alla fine la vittoria, nonostante le tante polemiche per situazioni arbitrali che hanno un po' condizionato poi il match, ma di fatto il Cosenza sul campo, Attilio, ha meritato, e come si è meritato, la vittoria. No, un derby intenso sotto certi aspetti. C'era chi ipotizzava addirittura un pareggio già scontato all'inizio. In realtà i fatti hanno dimostrato che è tutt'altro. Il Cosenza ha approcciato molto bene la partita, come dicevi tu, meglio, ha sprecato diverse palle gol con Tutino, 2-3 abbastanza nitide, ma poi è uscito fuori il Crotone, un Crotone che avrebbe anche secondo me meritato qualcosa in più, con 2 gol abbastanza clamorosi sbagliati da Bombersini, e però alla fine l'episodio che concentra tutte le polemiche è quello poi del presunto fuorigioco che tra poco rivedremo. Una vittoria che certifica le ambizioni legittime del Cosenza, che adesso può stare nettamente più tranquillo, mentre il Crotone con questa sconfitta non pregiudica assolutamente il suo cammino di crescita fin qui. Mister Spinelli, alla vigilia ci chiedevamo come il Cosenza di Piero Braia potesse interpretare la partita, se in maniera attendistica
caratteristica, o non avrebbe cambiato nulla sotto il profilo tattico? Forse così è stato, mister. Squadra aggressiva, squadra che ha aggredito la partita andando a prendere alto il Crotone, dando grande ritmo, grande intensità al match, e chiudendola, poteva chiuderla prima, poi insomma gli episodi hanno un po' poi condizionato anche l'intero match. Sì, come avete già detto voi, è un approccio importante da parte del Cosenza, sicuramente con le due ali molto alte, a fare subito pressione e a dare subito quell'impatto alla gara di voler vincere a tutti i costi la partita. Infatti abbiamo avuto 3 o 4 palle gol belle, nitide, però poi dopo ci siamo abbassati, giustamente forse la voglia di voler ottenere a tutti i costi questi 3 punti ha abbassato un po' in baricentro ed è uscito fuori il Crotone che, ahimè, forse negli ultimi 4 ore 20 minuti qui? Straordinario, un giocatore veramente una grandissima velocità, soprattutto negli spazi, è stato bravo a saltare il primo uomo lì a metà campo, non c'è stato il raddoppio del difensore centrale e avendo spazio, ecco, ha sfruttato al meglio quello che sono le caratteristiche di questo ragazzo. Dicendolo prima, Embalo da una parte, Perez Perez, giusto? No, Embalo dall'altra e Tutino ha giocato in mezzo e poi dopo ha dato grande velocità. Baez, ecco, non mi veniva, con Baez ha dato grande dinamismo, grande velocità e quindi ha messo in difficoltà i 2 terzini del Crotone e quindi diciamo che ai punti il Cosenza forse ha avuto qualche palla nitida in più rispetto al Crotone, quindi se fa gol lì mister Baez cade giù lo stadio perché ha fatto qualcosa di straordinario, un rientro, un tiro a giro straordinario che ha preso. È un ragazzo che sta dimostrando veramente di avere delle grossissime qualità e in questo momento io credo che la rosa del Cosenza dia la possibilità al mister di poter sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche di questi ragazzi. Ecco, la clamorosa occasione di cui parlavamo prima, Simi che colpisce il palo anche grazie a una deviazione sfortunata e lì da 2 metri Perine è bravissimo a rimanere fermo fino all'ultimo, ma il mister prima secondo me accennava anche un passaggio molto intelligente. Parlavamo prima delle 2-3 nitide occasioni sprecate da Gennaro Tutino, che chiaramente non è un bomber di professione ma si trova lì per necessità e secondo me interpreta il ruolo anche molto bene, però per la mancanza di uno stoccatore il Cosenza avrebbe potuto appunto chiuderla prima ed ecco qui rivediamo se c'è questo presunto tocco. Io sinceramente l'ho rivista 400 volte, secondo me questo tocco non c'è e il gol non andava annullato. Questa è una mia interpretazione. Ma a volte sai, prendere delle scelte in un momento così delicato della partita non è facile. Più che altro mi impressiona anche, ecco, l'espulsione 5 giornate, mi sembra un assurdo, così come quella di Maniero penso molto eccessiva, 3 giornate. Però prendere una decisione del genere non so magari che cosa abbiano potuto vedere, però ahimè io dico sempre in un derby, mister, ce lo insegna, insomma, è la scelta dell'arbitro che poi lì decide, ecco, un evento della gara che poi determina anche, no, anche il discorso di Cordaz che non ha restituito la palla, insomma tante situazioni che hanno un po' rischiato di compromettere anche una situazione di tifoseria tranquilla, anzi molto amichevole, e che però in quel contesto, in quel momento, quando ti giochi anche la vita sportivamente parlando, rischiano un po' di compromettere. Ecco, no? questo è vero, perché c'è stato un gesto, diciamo, poco elegante sotto questo aspetto, perché anche se perdi 10 secondi in più alla fine li puoi sempre recuperare. Non era quell'occasione che avrebbe potuto cambiare la vita dell'uno o dell'altra squadra, però da un punto di vista calcistico effettivamente la palla andava fermata. Attilio, io so che da inizio stagione si vociferava, insomma, del possibile inserimento nell'organico del Cosenza di un direttore generale di livello. Noi qui in studio abbiamo un direttore generale che ha fatto la storia del club più importante, uno dei club più importanti al mondo, la Juventus. Direttore Luciano Moggi. No, in pratica io non voglio fare polemica, caro Paolo, caro Attilio, perché noi siamo sempre abituati poi ad alimentare quelle che sono le polemiche. Noi come Juventus abbiamo fatto la storia e non abbiamo mai, e dico mai, rubato le partite. Semmai le abbiamo comprate perché con regolare fattura è tutto certificato. Quindi... Ma verrebbe a Cosenza, direttore Moggi,
oggi a fare il direttore generale? Se dovesse arrivare anche quell'allenatore lì di cui parlavi prima, sì, se no non ci vengo. Lì mi sa che c'è un rapporto conflittuale con mister Zeman che potrebbe essere insomma una figura di grande rilievo anche a Cosenza, no? Mister? Se la fase preparatoria di Zeman. Rigurgita, no? Ma io penso che Cosenza è piazza importante, non si può, ho raggiunto accordo con società, ho raggiunto accordo con presidente, c'è soltanto piccolo problema sulle sigarette, non vuole che fumo, quindi io sinceramente... Mister Zeman, la nuova legge che in panchina non si può fumare, ma passerà la sigaretta elettronica, mister Zeman? Mi gira di coglione, sinceramente. Non lo posso... Poi per i personaggi che parli in dialetto calabrese, poi la caratteristica. Che poi, tipo Ligabue, no? Sì, tipo Ligabue che te dici, per esempio, ora domani sera faccio un concerto a Riggio, no? Verso l'8:30, 9 meno un quarto cominciamo e poi finiamo verso mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza. Straordinario Pasquale Capri, ve l'avevo detto che c'era davvero da divertirsi, però ritorniamo insomma al tema tattico. Attilio, è un Crotone che esce sconfitto, fortunatamente i risultati sugli altri campi danno un po' di sospiro e di sollievo ai pitagorici. Certo è che adesso bisogna davvero vincere questa partita casalinga contro la Cremonese, che non sarà assolutamente semplice. L'atteggiamento visto a Cosenza è piaciuto? Secondo me il Crotone non ha fatto male contro il Cosenza, anzi, ripeto, il mio modesto parere, avrebbe meritato forse anche qualcosa in più ai punti, però i 33 punti in classifica indicano come il processo di crescita intrapreso dal Crotone sia probabilmente la strada giusta. La Cremonese è una delle formazioni più in forma di questo campionato e sarà sicuramente una battaglia sportiva, anche perché deve archiviare definitivamente la pratica salvezza. La classifica oggi indica come, secondo me, dalla Salernitana in poi, dai 35 in poi fino al Crotone, nessuno deve assolutamente rilassarsi, ma lo spirito, secondo me, anche quello con il Cosenza visto poteva essere quello giusto. Bisogna ritrovare anche qui le certezze e vedremo anche come Giovanni Stroppa ridisegnerà l'asset difensivo senza Spolli acciaccato fisicamente, con le 5 giornate di Golemic. Tra l'altro sia Cosenza che Crotone hanno annunciato i successivi ricorsi per cercare di far abbassare quantomeno e di alleviare i danni. Anche qui mi sembra una condotta palesemente contro le formazioni calabresi. 5 giornate da una parte e 3 giornate dall'altra mi sembrano un tantino troppe. Mister Spinelli, bisognerà però insomma trovarle queste soluzioni alle quali faceva riferimento prima Attilio, ma bisognerà trovare anche l'atteggiamento giusto per vincere una gara decisiva per la salvezza diretta. Sicuramente dalla sua il Crotone ha una società in grado di poter gestire questo momento delicato sotto il profilo dell'avvicinamento al match, ma sarà necessario evidentemente un approccio importante, un approccio diverso rispetto al derby. Ma sì, sicuramente il derby alla fine è sempre un risultato da tripla, al di là di tutto, però nell'ultimo periodo io penso che Stroppa abbia un pochino centrato il tiro, perché al di là di tutto parliamo sempre di una formazione che era stata attrezzata per fare il salto di qualità, quindi sotto questo aspetto mi sembra che il Crotone abbia un organico abbastanza competitivo per cercare di affrontare soprattutto nelle mura amiche una Cremonese che è alla sua portata, quindi io penso che i pitagorici sotto questo aspetto sanno e capiscono quale potrebbe essere il peso di questa partita e di questi 3 punti per cercare di tirarsi fuori soprattutto con una diretta concorrente, quindi sicuramente attraverso il lavoro io penso che ne verranno fuori. Missione quasi completata, l'abbiamo ribattezzata in grafica, quella del Cosenza, Attilio, con un embalo straordinario. Tra l'altro insomma sono fresche le dichiarazioni del suo procuratore Beppe Accardi, che ha dichiarato insomma che
Embalo sta benissimo a Cosenza, che è evidentemente il problema per la conferma eventuale in rossoblù anche per la prossima stagione dipende molto dall'ingaggio che percepisce il Colored rossoblù. È assolutamente un ingaggio anche abbastanza importante quello di Embalo, ma Embalo è uno di quei calciatori che secondo me va inquadrato e soprattutto va coccolato per farlo rendere al massimo. A Cosenza ha trovato una situazione certamente favorevole rispetto ad altre piazze. Enzo Leonetti in regia ci ripropone quell'azione straordinaria e un'azione da categoria nettamente superiore. I mezzi tecnici di Embalo non vanno assolutamente a giustificare probabilmente il processo di crescita che non ha avuto in questi anni. Embalo è uno di quei calciatori abbastanza tipici, no mister? Uno di quei calciatori che va sempre messo al centro del progetto, va fatto anche sbagliare per cercare di farlo crescere, deve migliorare secondo me sotto l'aspetto prettamente psicologico, perché dall'aspetto tecnico, da quell'azione si percepisce che ha qualcosa in più rispetto agli altri inevitabilmente. Ma sicuramente è un ragazzo dove ha dimostrato di avere grossissime qualità sia fisiche che tecniche e io penso che mister Braglia sotto questo aspetto stia tirando il massimo da questo gruppo, quindi va fatto un plauso sicuramente alla società ma soprattutto all'ambiente che si è creato, perché Cosenza sotto questo aspetto a volte può togliere tanto ma nello stesso tempo può dare molto. Anche lo stesso Baez, no Paolo, molto bravo nel saltare l'uomo nell'uno contro uno, fin qui non aveva mai disputato una stagione con questa continuità e probabilmente si era un po' perso, aveva bisogno di una piazza che lo facesse sentire importante, aveva bisogno di un tecnico che più di un tecnico per questi ragazzi, no mister, è anche molto spesso un padre che li sa gestire anche dal punto di vista mentale. Ed è questo a cui mi riferivo, evidentemente gli ha dato quella fiducia giusta e li fa ruotare in maniera perfetta in virtù dell'uno o dell'altra gara, perché non ci dimentichiamo che il mister sotto questo aspetto sta provando sempre 2-3 moduli da poter inserire le caratteristiche che ha all'interno del gruppo per cercare di farlo rendere al meglio. A proposito del mister, il sindaco, come lo ribattezzano a Cosenza, Piero Braglia, è sicuramente il vero valore aggiunto di questa squadra, è sicuramente una guida sicura, in un momento di ambientamento al campionato è riuscito a trasferire dei concetti fondamentali, quella dell'appartenenza alla maglia ma soprattutto al sacrificio, al lavoro, in collaborazione con il mister Roberto Chiuzzi stanno davvero compiendo un capolavoro. È una persona, iniziamo a dirlo subito, una persona seria, una persona che sa il fatto suo, è una persona che ha ridato all'ambiente e allo spogliatoio grandissima fiducia, tratta tutti nella stessa maniera e nello stesso modo, indipendentemente da tutto, e quindi ha dato dei valori a un gruppo che ognuno dei ragazzi sa quello che deve fare e questa è una cosa importantissima per un tecnico. Penso che ecco, abbia dato fiducia a ragazzi che magari non erano tenuti in considerazione in altre piazze, ha ridato modo e esperienza sotto questo aspetto ad un gruppo fra virgolette anche giovane, perché se non sbaglio il Cosenza è una di quelle società che ha una fascia media d'età sotto diciamo l'indice del 50%, quindi direi che è stato bravo in una piazza difficile come Cosenza a mantenere tutti quanti con i piedi per terra e questo è sintomo di grande serietà. Il ruolo anche però della dirigenza del presidente Guarascio è sicuramente sotto gli occhi di tutti, piano piano, mattone dopo mattone è riuscito a costruire un giocattolo che adesso funziona alla perfezione. Amico del presidente Guarascio è sicuramente l'ex presidente della Regina Lillo Foti. Presidente, ha sentito Guarascio ultimamente, gli ha fatto i complimenti per un lavoro, per aver preso lo scettro da lei, no? Come regina in questo momento delle squadre calabresi? Ma intanto ti ringrazio per l'invito. Sicuramente Guarascio sta facendo un lavoro importante, certo non ai miei livelli, insomma, con la Regina di qualche anno fa, però tutto sommato è un buon allievo, cioè lui so che mi copia molto nel modo di gestire l'organico, nel modo di gestire la società,
e basta. Quindi devo dire la verità, qualche giorno fa ho provato a fargli uno squillo perché non avevo credito nel cellulare, però non mi ha richiamato, forse sono sperdivo, nel senso. Ma in molti, no, Presidente, in molti la indicano come possibile ritorno a Reggio Calabria, il calcio vecchio che non c'è più. Lei come risponde a queste critiche? O a questi complimenti? Ma la città sicuramente mi vuole bene, e ripeto bene, con 3B o 4, meglio abbondare quando difficile, quindi sicuramente la città è attaccata a me, perché insomma quando mi vede pensa a Pirlo, a Baronio, a Brevi, a Bogdani, a Bisoli, poi non c'entra nulla, però insomma... Lo voleva come allenatore Bisoli? Lo volevo, però poi insomma voleva più di 30.000 euro all'anno e non potevo permettermelo all'epoca. I nostri contratti erano 6 euro al mese al massimo. Allora come Cosenza? Straordinario, Lillo Foti, che salutiamo ovviamente se ci sta guardando, ma Pasquale Capri è davvero eclettico e più avanti poi capiremo anche il perché. Attilio, ritornando un po' al Crotone, no? Noi abbiamo ribattezzato in grafica il pomo della discordia, abbiamo detto insomma delle recriminazioni, abbiamo detto insomma di un match tiratissimo. Ma a tuo avviso il Crotone cosa dovrà o cosa non dovrà fare per cercare di battere una Cremonese che è reduce da una bella vittoria contro il Lecce? Non dovrà assolutamente pensare al derby, dovrà ripartire da zero, dovrà tornare ad essere quella squadra convinta dei propri mezzi, quella squadra anche spavalda che ha imparato, ha inculcato questa nuova mentalità da gennaio in poi, sia la società che Giovanni Stroppa. I risultati, come diceva giustamente anche il mister, secondo me gli hanno dato pienamente ragione, ma è una Cremonese che, come dicevo anche prima, è una formazione molto in forma, che ha gamba, non ha paura di affrontare le squadre né in trasferta né in casa. Il Crotone doveva essere bravo a fissare un obiettivo e secondo me anche a studiare una strategia di gara, non improvvisare. Mister, invece ritorniamo al Cosenza che insomma, ha da gestire 8 punti di vantaggio dalla zona rossa, sono tanti, a poche giornate dal termine. Ricordiamo che però il Cosenza all'ultima giornata riposerà, può già chiudere l'aspetto salvezza all'Euganeo di Padova. Il rischio, mister, quale può essere dietro l'angolo? Quello magari un po' di essere troppo soddisfatti di quello che si è fatto fino adesso e magari sottovalutare un Padova che sulla carta, insomma, sotto l'aspetto dell'impegno può essere magari meno sul pezzo visto la classifica? No, io penso che la nostra squadra in questo momento stia bene anche da un punto di vista mentale, quindi sicuramente fare il risultato a Padova ci porterebbe veramente fuori da ogni rischio, ma nello stesso tempo anche a pensare forse in maniera diversa. Io penso che l'esperienza del mister sotto questo aspetto, che lo dice sempre, stiamo con i piedi per terra, perché ecco, dietro l'angolo non si sa mai cosa può succedere, però il nostro Cosenza in questo momento sta bene mentalmente, c'è uno spogliatoio sano, c'è un gruppo, quindi penso che non ha bisogno e non ha paura di nessuno. Parlava prima di spogliatoio sano il mister Spinelli, che tra l'altro Braia, insomma, forse qualche momento con Tutino ad inizio stagione lo ha avuto, è stato bravo a gestire quella situazione. A proposito di situazioni strane, Attilio, no? C'è un Luciano Spalletti che in questo momento è in difficoltà perché ha dovuto fare un passo indietro riprendendo Maurito Icardi in rosa. Mister Spalletti, insomma, che situazione vive la sua Inter? Mi dica a cosa si può riferire, perché poi è facile, voi giornalisti siete bravi a far polemica, per cui mi dica di preciso a cosa si può riferire, perché poi nello sviluppo di quelle che sono le situazioni tattiche si cerca sempre di dire ai calciatori te devi far questo, te devi far quell'altro, però poi non mi si dica che poi noi all'interno di quelle che sono le condizioni dello spogliatoio in relazione ai risultati, perché poi per cui mi si dica
non dice un cazzo alla fine, però è questa poi la bellezza. Però se ci fosse stato Attilio, posto di Zang, il presidente Moratti sicuramente avrebbe gestito in maniera... Luciano è una persona simpatica, è una persona che ne dice queste umane, una persona straordinaria, ovviamente. Vado via adesso. Il web, caro Presidente, li rimprovera molto spesso un atteggiamento, chiamiamolo un atteggiamento dentale, non proprio eccezionale, ma è dovuto solamente al fumo o ad altre variabili? Se tu noti sempre metto sempre gli occhiali qua sotto per far vedere i denti, insomma, il fumo fa male, sicuramente simpatico, sei Attilio, bravissimo. Ecco, il Presidente Moratti, ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, ma non cambiate canale perché lo avrete capito, questa sera ci divertiremo insieme a voi, vi aspettiamo solo qualche minuto di pubblicità e poi tempi supplementari. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, rieccoci nuovamente in studio. Prima di tuffarci nell'analizzare le insidie e le difficoltà dei prossimi due match e di analizzare poi nella sua interezza il campionato cadetto, abbiamo la fortuna e l'onore di avere in studio il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Buonasera sindaco. Sì, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te, grazie Paolo, grazie Attilio. Mister, come sta? Bene. Sindaco, sempre più bello, esattamente, lo stavo per dire, mi ha anticipato, sono semplicemente il sindaco più bello non solo di questa regione ma di tutto il mondo, sono ufficialmente il sindaco più bello. La sua città vive anche un momento importante dal punto di vista calcistico, no? Esatto. Il Presidente Gallo ha dato nuova speranza, nuovo entusiasmo alla sua città. Sì, grazie alla mia mediazione, insomma, è arrivato Gallo, insomma, l'ho fatto trattare con Mimmo Praticò. E poi tra l'altro abbiamo creato nuove buche in questa città, perché Reggio aveva delle buche, ne abbiamo fatte delle altre per non farci mancare nulla, quindi insomma una città che si proietta verso un nuovo corso, una nuova fase di vita. Una nuova Roma, no? Come? Una nuova Roma in termini di buche. Certamente, una nuova Roma, però diciamo che i cittadini di Reggio sono più belli di quelli di Roma. Però assolutamente, lei ha contribuito anche a un turismo femminile che nella sua città adesso è aumentato grazie all'estetica che riesce a rappresentare lei, no? No, sai che facevo? Siccome mi specchiavo nelle pupille, vedevo, aspetta, stai fermo, che non riesco a resistere. Sì, comunque è vero, il turismo è aumentato, le ragazze vengono apposta per me, quindi è davvero un piacere. Complimenti per questa bellissima emittente, la posso rilevare? Assolutamente. Quanto costa? Ha mai pensato il direttore Attilio Sabato, insomma, che è su, l'aspetta e dopo... Certo. Ha mai pensato di fare un calendario hot, Presidente? Sì, la ringrazio anche perché posso fare una piccola sfilata così. Deve, no, assolutamente, deve farla. Mamma mia, posso fare il fotomodello però. Straordinario. Appunto per questo il calendario hot, no? Lo farò. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, che salutiamo, sappiamo insomma che sta lavorando alacremente in maniera importante per dare nuovamente lustro alla città dello Stretto, e Pasquale insomma sicuramente lo rappresenta alla grande e lo imita in maniera davvero perfetta. Ritorniamo però Attilio al calcio giocato. Dicevamo di una Serie B che sorprende, no? Il Lecce, ci si aspettava dal Lecce l'impresa allo Zini di Cremona, invece è arrivata una sconfitta che ridà una grande speranza e una grande possibilità al Palermo, che batte il Verona in casa in uno scontro diretto di grande livello, e si accende la rincorsa alla promozione diretta in Serie A. Assolutamente, questo 32esimo turno che è stato anche condizionato secondo me dall'impegno infrasettimanale. Alcune squadre sono riuscite ad effettuare risultati positivi, altre un po' meno. Parto dal Brescia, che ha fatto assolutamente un bottino pieno, assolutamente meritato contro il Venezia, che non è mai entrato in partita, un Brescia che si avvia sempre di più ad una promozione a questo punto
direi scontata, anche se di scontato nel calcio moderno non c'è nulla. Non segna Donnarumma, segna Ernesto Torregrossa, altro calciatore che sta crescendo in maniera esponenziale, che ha tirato su di sé le attenzioni di diverse formazioni di Serie A, tra cui la Fiorentina di Pantaleo Corvino. Accennavi tu alla sconfitta del Lecce a sorpresa contro la Cremonese. Un dato da sottolineare sotto l'aspetto della Cremonese e della cura del dettaglio è che da quando è subentrato il direttore sportivo Nereo Bonato la Cremonese non ha mai perso. Questo è il talismano Nereo Bonato, che si è visto protagonista di una comunicazione maggiormente di gruppo, e la Cremonese sicuramente ne ha giovato in termini di risultati. Il risultato, appunto, perdonatemi il gioco di parole, importante dell'Hellas Verona contro una formazione sicuramente di qualità superiore, che è il Palermo, che ha privilegiato in campo, è lo scivolone che non ti aspetti, netto 4-0 del Livorno, che senza Bogdan in difesa non riesce ad essere la stessa squadra, ma questo risultato non può secondo me assolutamente pregiudicare il grande lavoro effettuato da Roberto Breda. Un campionato entusiasmante che da qui alla fine secondo me offrirà ancora molte sorprese in zona alta e in zona bassa della classifica. Mister Spinelli, il Palermo che insomma con questa vittoria importante contro il Verona accorcia, approfittando della sconfitta del Lecce. Che idea si è fatta di questa volata a promozione diretta? Chi avrà la meglio secondo lei in questa corsa? L'ho detto prima, il campionato di B è un campionato particolarissimo, dove ti puoi aspettare di tutto e di più. Sembrava spacciato da qualsiasi risultato, invece oggi è di nuovo sotto. Il Lecce si pensava che potesse fare un sobbolcone a Cremona, invece magari ha perso, quindi bisogna sempre, forse l'unica delle squadre che di testa mantiene, mantiene dei ritmi standard è il Brescia. Le altre penso che si lotteranno sia così per la seconda posizione che eventualmente per non retrocedere, per fare il resto. Ma cosa sarà determinante in questa volata salvezza? La fame del Palermo, che ha la necessità di essere promosso in Serie A per salvare un patrimonio calcistico, il Benevento che magari è dietro ma che ha sicuramente un organico di grande livello, o la freschezza e la voglia e l'intraprendenza del Lecce che sta dimostrando grandi cose? Io penso che sia un insieme di cose, perché per raggiungere degli obiettivi importanti hai bisogno che almeno sotto il profilo calcistico la società, la squadra e il pubblico siano compatti. Chi risulta alla fine più compatto sotto questo aspetto secondo me raggiungerà un obiettivo importante. Palermo sotto alcuni aspetti mi sembra che non prendono i momenti da un po' di tempo. Il pubblico lo vuole, la squadra è molto determinata per poterlo ottenere. Una piazza importantissima dove sicuramente gli dovranno dare testa. Io mi aspettavo sinceramente di più anche in zona salvezza, Paolo, avversaria di Cosenza e Crotone, dall'impatto di Serse Cosmi sul Venezia. Il Venezia che dall'arrivo di Serse Cosmi non ha avuto probabilmente quella sterzata che ci si aspettava. Assolutamente. Poi c'è il capitolo legato alla corsa salvezza, abbiamo detto di Cosenza e Crotone, c'è il Livorno che ha un po' frenato nelle ultime 2 giornate, il Livorno di Roberto Breda, c'è un Venezia che appare in grande difficoltà a suo giudizio, ovviamente nella speranza che le formazioni calabresi riescano a uscire fuori da questa situazione e rimanere fuori dalla zona play-out. Sono le indiziate maggiori Venezia e Livorno per giocarsi il play-off? Alla fine sicuramente, ripeto, come ho detto prima, il campionato di B è difficilissimo, quindi dare delle indicazioni è difficile. Beh, mancano però ormai poche giornate, quindi insomma, è normale che la difficoltà del Venezia presata in queste settimane, penso chi è lì sotto nelle sabbie mobili è difficile che si possa tirare del tutto fuori. L'unica fra queste penso che sia proprio il Crotone, perché vincendo domenica già si tira fuori. Il resto penso che sia umanamente un pochino difficile. A Venezia, giustamente come diceva Attilio, è il terzo allenatore che cambiano, quindi qualche problemino sicuramente ci sarà. Si va a Padova, Attilio, il Cosenza viaggia alla volta dell'Euganeo, un campo difficile, però insomma credo che Piero Braia stia lavorando in questi giorni, stia preparando, tra l'altro domani il Cosenza partirà alla volta, se non stasera addirittura, se non è già partito, alla volta di Padova, per preparare una partita difficile che presenta tante insidie, no? Una su tutte la possibile deconcentrazione rispetto a una partita che appare sulla carta abbordabile per la
classifica dei veneti. Non credo per il Cosenza, anche perché credo che dentro il gruppo come staff si voglia archiviare il più presto possibile anche aritmeticamente la pratica salvezza. Un Padova totalmente affossato psicologicamente dalla sconfitta in rimonta subita contro il Carpi, un Carpi condannato paradossalmente già alla retrocessione, ma ancora più condannato è lo stesso Padova. Quando il mister accennava prima ad errori di cambi di gestione psicologici, un mercato fatto in ritardo, il Padova è l'emblema secondo me perfetto. Cambi di gestione, la gestione Bisoli che francamente non l'ho capita pienamente fino in fondo, lo prendi, lo togli, non sai effettivamente se hai fiducia, un po' Pasquale come quando una moglie decide di lasciare un marito e poi alla fine non lo lascia e si accontenta di stare per amore dei figli, no? Cioè... non mi è capitato. Deprimente questo, cioè mi fai questo ragionamento a me, cioè mi sembra questo è Sandrino, questo è Sandrino e io a lui l'ho fatto e lo so perché tu giustamente no, poi parliamo di Sandrino, no, perché insomma c'è un progetto importante, questo è cinema, facciamo un film, dai, lo diciamo senza paura di essere smentiti, però sai come pare tu zio, ma pare a una via di mezzo tra Xavier Jacobello, Carlo Onesti e Alfredo Pedolla, tipo fa un ed allora mi lanci Pasquale, Sandrino, mi lanci un assist straordinario, perché insomma Attilio è come quei bambini a cui dai il giocattolo quando parli calciomercato, quando parli calciomercato gli fai degli assist straordinari. Allora Attilio, in 100 secondi tutte le novità legate al calciomercato. Sì, parto con Ernesto Torregrossa. Parlavamo prima dell'interesse della Fiorentina, ma non è solamente l'unico club interessato a Ernesto Torregrossa, una crescita esponenziale osservata anche con molta attenzione. La Sampdoria alle prese con un cambio di proprietà in queste ore, pronta a rilevare la società del presidente Massimo Ferrero. Sviluppi riguardo anche ad Andrea Lamantia, il Genova sta avanzando nonostante la sua priorità sia assolutamente l'obiettivo finale del Lecce. Chiudo questa breve raffica con Sandro Tonali, tutti pazzi per Sandro Tonali, lo continua a seguire il Milan, c'è la Juventus, c'è l'Inter, c'è lo stesso Milan, ma la società in questo momento più vicina per aggiudicarsi Sandro Tonali è la Roma, che sta portando avanti i contatti che già erano iniziati a gennaio, dove il Brescia rifiutò un'offerta fatta allora dall'uomo mercato Monci di 18 milioni di euro, la valutazione che ne fa oggi Cellino è di 30 milioni di euro. A proposito del Brescia, si sta contendendo con l'Atalanta un parametro zero di lusso. Il grande sogno in caso di Serie A del Brescia si chiama Mario Balotelli, che piace anche all'Atalanta in caso di addio di Duvan Zapata. Sembra un po', Alfredo Pedulla, sembra un po' scifo alla regina. Sì, però io ancora si è dimenticato alcuni passaggi importanti, ho delle notizie bomba che vorrei dare adesso, se mi consenti. È quasi sicuro l'arrivo di Baclé alla regina, non la volevo dare per scontata, però. Ma Baclé è già alla regina. Correa alla Lazio, molto probabilmente si dovrebbe chiudere. Ma sono notizie, siamo al 2 gennaio. L'anno scorso, chiedo scusa, no, bene. È incredibile. Mister parlava di Tonali, parlava di 30 milioni della valutazione che Cellino fa del calciatore. È davvero un calciatore questo che può spostare gli equilibri anche in Serie A, in cabina di regia? Io penso che un pochino ultimamente nel mondo del calcio si stiano dando dei numeri, perché sicuramente è un buon giocatore, ma penso che 30 milioni di euro affidarli, come diceva Attilio, in cabina di regia a Roma, dove ancora a Roma non si capisce chi è l'allenatore, penso che ci siano dei problemi anche strutturali. C'è anche Maretta su Maretta in tema Roma. Allora io dico, è vero che le notizie poi ci sono, soprattutto con i media arrivano in maniera anche veloce, però stiamo con i piedi per terra, perché penso che 30 milioni di euro per questo ragazzo siano un pochino troppi, anche perché gli viene dato un peso addosso non indifferente. Sicuramente un buon giocatore, ha delle geometrie, prende la squadra in mano, è un ragazzo e nonostante ha una grande personalità e fisicità, quindi sicuramente in B sta dimostrando veramente di avere del talento. Andare a fare la Serie A, fra virgolette, non so se arriveranno in Champions League, quindi aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo, mister. Nel frattempo che aspettiamo, mister, abbiamo la fortuna di avere più artisti che a tempi supplementari canteranno un brano straordinario che Senso Leonetti in regia è pronto con la base di Adriano Celentano. Aspetta Paolo, facciamo l'annuncio di Celentano, canta Celentano, Pasquale Capri.
Ah, ok, vado? Sei pronto? Sì, ok, quindi facciamo il pezzo a più voci, iniziamo. Vai. Perché poi c'è una chicca di Ligabue che farà un tour nella provincia di Cosenza, partirà da Lungro, poi farà Roiano, Rozzano Gravina, Castiglione Cosentino e chiuderà nell'autogrill di Tarsi all'ultima. Liga, dai. Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa, nel comodino c'è una mina, tonsille da 6.000 watt. Ho messo via i rimpiattini e dicono non ho l'età, se si voltano un momento io ci rigioco perché a me va. Ci sarebbe un misto con Tiziano Ferro che lo facciamo. Ah, ok. Era questa, era Liga. Sì. Ah, Tiziano, un po' mi manca l'aria che tirava, o semplicemente la sua bianca schiena. Na 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 na. E quell'orologio non girava, stava fermo sempre da mattina a sera. Come me lui si cagava perché si sforza. Io non piango mai per te, non farò niente di simile, no, mai. No, 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 sì, lo ammetto un po', ti penso, ma mi sforzo, non ce la faccio più. E finisce per impraticabilità, grazie. Probabilmente non interessa. Vuoi il pezzo a più voci? Vediamo se la regia. Quindi soli di Celenta lo riusciamo? Vediamo perché se c'è. Quello ne vale davvero il prezzo del biglietto. Dovrebbe iniziare Adriano, no? E poi dovrebbe andare. Chi c'è? Enrico Ruggeri, no? Ah, c'è. No, questo è. No, questo no. Forse ce la facciamo. Questo è un vecchio festival. Si può avere un bicchiere d'acqua? No, perché Celentano, non lo voglio ovviamente. Non siamo forniti. Ah, come mai? Vabbè, come mai ci può stare che. Max Pezzali e Fiorello, va. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Lillo Foti pure. È inutile parlarne, sai, non capiresti mai. E Luciano voglio seguirti fino all'alba, poi praticamente vedere dove vai. Vasco, mi sento un po' bambino, ma lo so con te non finirà. Il sogno di sentirsi dentro un film straordinario. Pasquale, grazie. Parte l'applauso. Si lancia l'applauso virtuale anche fisico per Pasquale Capri, mister, straordinario. È da Champions League, bisogna dirlo, ti devo fare i complimenti perché al di là della voce riesci a passare in maniera talmente veloce dall'uno all'altro personaggio che è incredibile, avendo una riconduzione della voce dello stesso in una maniera perfetta. Straordinario. Poi tra l'altro insomma stiamo facendo anche un po' un omaggio soprattutto ai tifosi del Cosenza, facendogli vivere una serata di allegria e tranquillità dopo un anno intenso, ricco di grande sacrificio, di grandi confronti, ricchi di grande tensione. Sì. Questa sera stemperiamo alla grande. Assolutamente, però ricordiamo che siamo a tempi supplementari e non a tale e quale show, quindi è giusto, anche se li fa tutti tale e quale. Tutti, assolutamente. Grazie. Straordinario Pasquale, però poi dopo ci riserviamo nel finale, se riusciamo con Enzo Leonetti ad avere Celentano, perché vi posso assicurare che è straordinario. Poi parleremo anche del suo film, una situazione straordinaria dal punto di vista dell'impegno ma anche di un risultato eccellente. Attilio, abbiamo detto del Padova, rimane insomma in questa seconda fase, dobbiamo parlare ovviamente della partita
importante contro la Cremonese, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, una gara difficile, ma bisogna anche qui chiudere in maniera un po' quasi definitiva la questione salvezza, perché dopo un anno tribolato, un anno difficile, vincere contro la Cremonese vorrebbe dire ipotecare anche qui la salvezza. Sì, proviamo a tornare seri, ma non assicuriamo niente al nostro pubblico, a parte scherzi. Credo che il Crotone debba ritrovare le sue certezze, e le certezze si chiamano Alex Cordaz, Barberis e anche lo stesso Simi. Non può assolutamente distrarsi, anche perché i 3 punti, mai come in questo caso, pesano per l'aspetto psicologico e pesano soprattutto per la classifica. Il Crotone ha dimostrato di non centrare niente in questa ultima parte di campionato con la zona bassa della classifica, e sono d'accordo col mister come la Cremonese valga qualche altro avversario e dipenda solamente dal Crotone. Mister, dipende dal Crotone, lasciando da parte per un attimo il match, lo abbiamo già un po' analizzato, però quanto è il rammarico per una stagione nata male e che speriamo finisca bene, però gli obiettivi erano altri, l'obiettivo era quello di ritornare in Serie A. Il Crotone, a suo giudizio, da dove dovrà ripartire una volta ottenuta la tanto sperata salvezza? Ecco, sotto questo aspetto speriamo che ci riesca il prima possibile, perché effettivamente a inizio stagione avere un programma e un organico a quei livelli è veramente, ecco, un organico importante, che si potesse pensare di fare veramente una passeggiata in Serie B. Questo purtroppo non lo è stato, e quindi sotto questo aspetto anche l'ambiente, la società che ha vissuto magari momenti importanti in Serie A ha un pochino suscitato in questo gruppo qualche problemino. Questo penso che sia la pura e vera realtà. Una volta catapultati nelle zone basse della classifica e avere un organico che puntava sicuramente a qualcos'altro, non è facile venirne fuori. L'idea era quella di cambiare un allenatore, lo hanno fatto cercando di dare uno scossone a tutto quanto l'ambiente, e prendendo magari Oddo, il quale Oddo purtroppo non è riuscito a dare quella sterzata giusta ad un gruppo che gli avrebbe potuto dare dei risultati importanti. Il ritorno di Stroppa, forse a volte, ecco, non bisogna essere neanche molto precipitosi nello scegliere l'uno o l'altro, perché a volte ripeto, la società fa la differenza, il gruppo e l'allenatore fanno tutto quanto il resto. Quindi sotto questo aspetto penso che oggi hanno ritrovato un equilibrio all'interno dello spogliatoio, hanno ritrovato un equilibrio mentale come società che gli dia la possibilità, attraverso queste ultime partite, veramente di tirarsi fuori da una zona molto rischiosa. Una volta ottenuta la Serie B, poi sicuramente a Crotone programmeranno, perché sanno come andare su. Luciano Moggi, sono ottimi rapporti col Crotone, è un Crotone che però deve ritornare ad alti livelli, no? Beh, devo dire che il Crotone, io sono molto legato, perché io ci ho vissuto 20 anni lì, mi frequentavo con una ragazza straniera che aveva preso la residenza lì, e quindi ogni fine settimana andavo a fare... avevo delle performance tra l'altro molto particolari, mi chiamano il diavolo della Tavarca a me. Perché no, a proposito di diavolo, io riprendo delle sue dichiarazioni che fece un po' di tempo fa, vabbè, te fai polemica, alla Zanzara. Vabbè, allora, lei diceva, altro che Rocco Siffredi, io sono meglio di Rocco. L'ho detto. Lo riconferma? Io, cioè, a parte le dimensioni, ce l'ho 45, io Siffredi... Non so se si può dire, però non contano solo quelle, ma come lo usi, io devo dire che è anche... diciamo che stiamo arrivando adesso, ritorniamo seri, Pasquale. Come lo usi, chiaramente il carattere, parlavamo del modo della simpatia. Ecco, questo quello. È Pasquale? Sì, no, precisiamo, oggi non è che parlavamo di sesso, noi non ci metteremmo mai. Di approccio di spogliatoi. Esatto, bisogna la coesione, bisogna essere coesi in pratica. Attilio, io direi che per quanto riguarda la Serie B abbiamo ampiamente detto, apriamo il capitolo Serie C presentando un po' il quadro della situazione, poi ci fermeremo per il secondo blocco pubblicitario. Una Serie C che, dicevamo in fase di presentazione, ha visto
perdere in casa il Catanzaro, che alterna in questo momento le prestazioni. La Virtus Francavilla è arrivata con la caparbietà di chi vuole ottenere i playoff e ha vinto al Ceravolo una gara importante, e poi c'è un capitolo a parte per la Regina che analizzeremo in maniera attenta, oculata e dedicando anche un po' più di spazio. Un Catanzaro sprecone, ne parleremo tra pochissimo. Una Regina che volta nuovamente pagina, torna Roberto Cevoli, una Vibonese che perde malamente sul campo del Siracusa e un Rende che si riaffaccia nuovamente al campionato con ambizioni playoff. 4 giornate al termine di questo campionato, 3 per la Regina perché non giocherà con il Matera ma avrà i 3 punti. Tra l'altro, Attilio, finale di Coppa Italia di Serie C fra Monza e Viterbese. La Viterbese vince contro il Trapani e dunque, se la Viterbese dovesse vincere la Coppa Italia, vorrà dire 11° posto disponibile anche per i playoff. Ma di questo e di tanto altro parleremo subito dopo il break pubblicitario. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci per l'ultima parte di tempi supplementari. Lo abbiamo detto prima in fase di presentazione, adesso tanta Serie C, dicevamo del Catanzaro che perde in casa dopo aver vinto una partita in un campo difficilissimo come quello di Cava dei Tirreni contro la Cavese. Ci si aspettava insomma la conferma di quella prestazione con quella casalinga contro la Virtus Francavilla, così non è stato. Mister Spinelli, le chiedo, è solo un problema di concentrazione, visto che ormai insomma il campionato delle Aquile si avvia in una fase transitoria verso insomma l'attesa dei playoff? Il problema del Catanzaro è che si è trovato il talismano Brunello Trocini, che negli ultimi anni è vincente a Catanzaro in una maniera incredibile. Devo dire che sta facendo ottime cose Trocini, infatti, da quando è subentrato. Oltretutto è subentrato, sta facendo benissimo in un ambiente dove forse nessuno ci credeva. Lui sta cercando di dare veramente tanto a questa società. Per quanto riguarda Catanzaro, forse ecco, ne discutevamo prima, il 2-0 sembrava cosa fatta, sembrava ormai tutto deciso, e ahimè trovi una squadra che sotto questo aspetto è agguerrita, è aggressiva, non ti dà il tempo di pensare e ti capovolge la gara. Però storicamente, mister, la storia dei playoff ce lo insegna, no? Che quando arrivi poi a questa competizione, forse è scarico dal punto di vista della mentalità, no? Visto che comunque tu vieni da questi risultati un po' così, non c'è il rischio di approcciare poi i playoff con troppa tensione, anche con troppe aspettative? Al di là di questo parliamo comunque di organici fatti sicuramente per il salto di categoria, quindi bisogna vedere come si ci arriva nelle condizioni psicofisiche migliori. Ne abbiamo l'esempio lampante noi l'anno scorso come Cosenza, siamo arrivati che eravamo lì sotto e siamo andati in B, quindi da un punto di vista fisico, al di là del blasone che potrebbe essere Catanzaro o chi per loro, Trapani e compagnia varia, sicuramente bisogna dare qualità a una squadra che da un punto di vista fisico arrivi nelle migliori condizioni. Questo farà la differenza soprattutto nei playoff. Assolutamente. Attilio, un Catanzaro che però deve sicuramente ritrovare anche continuità di prestazioni, no? Per approcciare poi a quello che sarà una situazione davvero incredibile, no? Perché poi ci sono tante squadre che lotteranno per questa Serie B, che si attrezzeranno anche dal punto di vista atletico e fisico, e Catanzaro deve arrivarci dal punto di vista mentale con i giri giusti. Ecco, hai centrato secondo me il passaggio calzante del discorso. Il Catanzaro secondo me anche contro la Virtus Francavilla ha mostrato un limite mentale, probabilmente al risultato praticamente ottenuto lì si è lasciato andare, è subentrata poi la voglia e la maggior fame della Virtus Francavilla. Sono d'accordo anch'io quando sostenete che il lavoro di mister Brunello Trocini sia un lavoro
importante, probabilmente inaspettato, far rendere nella miglior maniera possibile Sarao, l'intuizione Zenoni come regista, ha rivitalizzato un calciatore importante per questa categoria come Partipilo e ha disegnato un asset difensivo, come ha dimostrato anche lo scorso anno, rende molto, anche che riesce ad adattarsi perfettamente alle situazioni, ma a differenza del suo rende, questa Virtus Francavilla secondo me ha ancora di più personalità, quindi potrebbe essere anche una mina vagante, chissà, in ottica playoff, e anche lo stesso presidente Magri, che tra l'altro abbiamo intervistato proprio nello speciale calciomercato andato in onda anche su questa emittente, è sempre stato comunque consapevole del blasone e della forza della sua squadra. Ritornando al Catanzaro, penso che giochi sempre un ottimo calcio, anche contro la Virtus Francavilla lo ha dimostrato. Dursi forse leggermente sottotono rispetto alle precedenti uscite, ma è da queste partite probabilmente che si ritorna ad essere maggiormente sul pezzo. Tonfo Catanzaro, dal Tonfo Catanzaro passiamo invece a quello che è il game over, come lo abbiamo ribattezzato per la Regina. Via Drago, dopo la pesante sconfitta maturata al Granillo contro la Sicula Leonzio, in quello che era uno scontro diretto per i playoff, adesso insomma i siciliani hanno un vantaggio importante, anche se riposeranno, e dunque la Regina potrà sfruttare poi il turno, l'ultimo turno contro il Matera, che vedrà appunto gli Amaranto conquistare i 3 punti senza giocare, però insomma a Reggio sta succedendo un po' di tutto, no? Via Cevoli, mercato straordinario, stratosferico almeno sulla carta, da Strambelli a De Falco a Baclé, insomma tutta gente di grande qualità, Bellomo, la società non soddisfatta dopo il match contro il Catanzaro decide di mandare via Cevoli. In 9 partite Massimo Drago non ha ottenuto sicuramente i risultati che sperava, e la società con in testa il presidente Gallo domenica sera, dopo il match con la Sicula, dopo un paio d'ore dal termine della partita, ha convocato una conferenza stampa esonerando di fatto Massimo Drago, una situazione difficile, e adesso Cevoli è chiamato in 3 giornate a quantomeno far insomma ritornare nella griglia playoff gli Amaranto. Non sarà semplice, non sarà facile, perché sicuramente sono 3 gare difficili: Cavese fuori, Casertana dentro e Vibonese ancora fuori, dunque una prova d'appello per Cevoli. Come andrà a finire, Attilio? Io credo che non sia stato un affare per entrambi prendersi. La Regina aveva bisogno di altro, aveva bisogno di risultati immediati, e dall'altra parte Massimo Drago nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un allenatore probabilmente non dico non pronto, ma quantomeno non per questo tipo di situazioni. È un allenatore che ha bisogno di tempo per mostrare il suo calcio, un allenatore che non conosceva la categoria, ma ripeto, per me non è stato un affare. Certo, costando del poi è sempre più semplice parlare, per entrambi prendersi. Roberto Cevoli lo scorso anno è stata una delle grandi meteore, secondo me, poi facendo un grande lavoro con Renate, ottimizzando un gruppo che probabilmente qualunque altro allenatore sarebbe retrocesso con lo stesso gruppo, quindi è un allenatore secondo me con grandi credenziali. Come finirà? A mio avviso io credo che ci siano anche le basi per poterci andare ai playoff, anche perché nella gara contro la Sicula non si è visto una Regina eccezionale, ma la Regina ha avuto anche delle palle gol abbastanza nitide, vanificate secondo me anche in maniera ingiusta, con uno Strambelli sempre in grande condizione fisica che potrebbe essere l'ago della bilancia. Però ritornando su Massimo Drago, non è stato poi alla fine un affare per entrambi prendersi, ci ha rimesso sia la Regina in termini di risultati, sia il mister Massimo Drago con un curriculum che in questo momento, ahimè, l'esperienza Regina va messa una casella negativa. Non sono d'accordo, mister Spinelli, su questa analisi sul match di Attilio sulla Sicula, perché la Regina è apparsa svogliata, è apparsa poco concentrata, poco sul pezzo, con uno Strambelli, contrariamente a quanto è avvenuto nelle scorse settimane, un po' apatico. Lo stessa cosa per Bellomo. Evidentemente c'è bisogno, mister, in Serie C di tanta corsa, di tanta fisicità, di anche quei giovani che ti danno quella verve necessaria per vincere, che in Serie C si vince soprattutto con la corsa e con la determinazione. Penso che domenica abbia perso una grandissima occasione per cercare di centrare quello che è il discorso dei playoff.
ma sicuramente ecco, forse il discorso Cevoli aveva portato all'interno del gruppo Regina diciamo un'amalgama di gruppo e la scelta dell'esonero con il subentro magari di Drago ha portato un pochino uno scossone non bello sotto questo aspetto, che io avrei tranquillamente fatto continuare Cevoli, gli avrei dato gli acquisti che avesse voluto lui e poi dopo avrei fatto una scelta. E questo scossone non c'è stato. Cevoli, non dimentichiamo che a differenza di Drago conosce l'ambiente di Reggio, quindi io l'avrei lasciato lavorare perché c'erano dei sacrifici di inizio stagione e quindi c'era un gruppo che andava perfezionato e avrei fatto sì che le scelte le avesse fatte lui. In questo momento è difficile e tutto quello che gli viene posto e soprattutto dopo il richiamo sicuramente è un qualcosa di bello per lui. Beh, è difficile, mister, però è difficile soprattutto perché dal punto di vista della gestione adesso Cevoli dovrà riprendere in mano la situazione. Forse ci siamo, Paolo? Sì, forse abbiamo la chicca. Ci lancia il segnale. Prendere Strambelli, prendere altri personaggi e non metterli all'interno di un gruppo a volte non è facile. No, ma i Strambelli e Bellomo secondo me non ci si può attendere nemmeno ogni gara a 1000 perché erano dei calciatori che non rendevano e non avevano in un gruppo già esistente, quindi lì ci sono stati dei problemi. L'apporto per esempio che Franchini e Tulissi in questo campionato hanno dato è stato davvero di grande livello. Evidentemente il cambio di passo che Franchini riesce a dare alla squadra può essere utile anche a discapito dei Bellomo o dei Strambelli. Ma infatti adesso sicuramente il Cevoli stesso avrà le idee molto più chiare, non guarderà in faccia nessuno arrivato a questo punto e quello che lui otterrà sicuramente, se ci sarà il raggiungimento dei playoff, sarà qualcosa di bello principalmente per lui e per la sua carriera. Anche perché lo stesso presidente Gallo lo ha ammesso, insomma è stato un errore quello di allontanare Cevoli, però per il troppo amore, per la voglia di ottenere subito un risultato grosso per la città di Reggio Calabria. Al presidente Gallo non gli si può dire assolutissimamente nulla. Assolutamente, e forse anche la politica della comunicazione improntata già dall'inizio, no? Ha pagato sotto il profilo delle presenze allo stadio e l'entusiasmo che ha ridato ad una città e una tifoseria depressa. Però c'era il rischio del boomerang. Ma io penso che il presidente Foti forse ecco, con il suo passato ci può dire qualcosa in più sotto questo aspetto, perché lui conosce l'ambiente. Ma guarda, ti dico come la penso io, c'è Gallo. Secondo me è un po' tirchio, cioè non vuole spendere soldi, cioè ti ricordi io invece quanto... Presidente, no, io incassavo, tipo, li vendevo pochi calci e spendevo il triplo, non ti ricordi? Guadagnava, Presidente? No, quando mai tu pensi a Cirillo, l'ho venduto, l'ho regalato, manco 13 milioni di euro, io penso 13 miliardi era però penso che la piazza di Reggio possa fare tanto di più rispetto a quello che sta facendo oggi, soprattutto con questo pubblico meraviglioso che si ritrova. Se c'era io come presidente a Stura, eravamo in Serie A, Paolo, era con Gallo che non capiscono niente. Praticò invece cosa ne pensa di questa situazione? Ma guarda Gianni, oggi diciamo che è un giorno di grande gioia per la gente del Reggio. Siamo riusciti, non siamo riusciti a vincere, ma siamo riusciti a pareggiare e oggi come oggi anche un pareggio ci serve. In questi giorni pareggiare è come pareggiare, vincere è vincere, pareggiare è Gianni. Questa è la nuova formula, la formula che tanti anni fa proprio Foti A più B è uguale C. Mi fai dire una cosa, esco un po' fuori dagli schemi, sì. Però ci tenevo particolarmente, proprio nell'ultima giornata di campionato è stato ricordato il grande Giacomo Battaglia che ci ha lasciati troppo presto. E quindi per noi calabresi soprattutto è stata una perdita veramente grandissima, quindi ci starà seguendo da lassù e quindi ci uniamo sicuramente, lo abbiamo fatto anche la scorsa puntata, lo abbiamo fatto anche a Fair Play and Football. Attilio, per ritornare un po' però alla Regina, Cevoli dovrà, gioco forza, andare a Cava dei Tirreni in un campo da sempre difficile, cercando però di imporre il proprio gioco, cercando di portare a casa 3 punti che ridarebbero un po' di entusiasmo a un gruppo che in questo momento forse ne ha bisogno. Anche il presidente stesso in conferenza stampa ha detto insomma non voglio vederli, non ho voglia di parlare a questi calciatori questa sera, ovviamente diceva insomma dopo la sconfitta gli sarà sicuramente passato, però il gruppo ha bisogno di una scossa, ha bisogno di una vittoria.
Ha bisogno di una scossa sicuramente, secondo me questa scossa anche in termini di prestazioni ci sarà. Mi aspetto una Reggina da subito arrembante che voglia mettere in chiaro le cose contro una formazione che non vive paradossalmente un buon momento di forma, una squadra che sembrava attrezzata probabilmente per recitare anche un ruolo importante all'interno dei playoff, che a meno di clamorosi colpi di scena i playoff non li farà neanche. Ci si aspettava forse la sterzata definitiva da Giacomo Modica e dai suoi ragazzi, nonostante abbia fatto con pochissimo budget un lavoro con il direttore sportivo Peppino Pavone importantissimo, ma è una Reggina che secondo me avrà la sterzata che merita, e sono d'accordo con il mister che Roberto Cevoli, anche conoscendolo, non guarderà in faccia a nessuno e schiererà la formazione maggiormente omogenea per far sì che la Reggina possa poi raggiungere l'obiettivo al più presto possibile. Mister Spinelli, per chiudere un po' il cerchio che fa riferimento alla Reggina, no? Parlavamo prima del Presidente Gallo, della velocità con la quale viaggia rispetto a quello che è il suo asset, no? Quello commerciale, quello di, soprattutto di situazioni legate fuori dal campo e quindi legate alla società. Stadio Granillo, restyling, quasi pronto l'accordo con il credito sportivo di Abodi per il rifacimento o comunque il completamento dell'Oreste Granillo, con una copertura generale, con servizi, con tanti contenuti dentro il nuovo Granillo. Il Sant'Agata, che insomma a giugno potrebbe essere di nuovo in possesso della società Amaranto, è quella la strada giusta per ripartire dalla Reggina di Lillo Foti, che ha da sempre prodotto tantissimi calciatori in quel centro. Sì, hai detto delle cose giustissime, perché è un presidente che vive di questo entusiasmo della città di Reggio, ha voglia di fare calcio ad alti livelli, ha un programma in mente da seguire e quindi ha già buttato le basi per dimostrare a tutti la sua mentalità e quello che lui vuole fare. Vuole partire dal Sant'Agata, che è stata sempre la forza della Reggina, il settore giovanile, questo non ce lo dimentichiamo, perché da lì sono usciti fuori giocatori al di là delle sinergie che aveva con altre società importanti, di giovani importanti, quali erano i giovani della Reggina che venivano fuori. Quindi il Sant'Agata penso che sia veramente una fucina che lui stesso ha voglia di riabbracciare, per far sì che la città di Reggio sicuramente possa calcare altri palcoscenici, nonché la struttura nuova del Granillo, quindi ha uno scenario visivo e organizzativo che effettivamente non c'entra niente con la Serie C. Bisognerebbe che alla stessa velocità della parte, diciamo, legata agli investimenti della società camminasse anche quella sportiva, quindi quella di campo e la squadra, ma questo insomma ce lo auguriamo per gli Amaranto che ciò avvenga. Vorrebbe dire insomma ritrovare un'altra formazione importante del nostro calcio a più alti livelli. Attilio, invece la Vibonese cade male a Siracusa che vince anche il recupero, e dunque è un momento particolare, importante quello degli aretusei, però troppo facile per il Siracusa la vittoria sulla Vibonese, che pare un po' aver staccato la spina. No, meglio il Siracusa nell'intero arco dei 90 minuti, ma la Vibonese paradossalmente aveva retto l'urto fino al 75esimo, poi si è sciolta come un ghiacciolo al sole d'agosto, caro Pasquale, e non ha portato a casa il risultato che si aspettava. Abbiamo titolato in grafica "Giù dalla torre playoff", un successo di Franco Battiato del 1979. La Vibonese ha perso malamente a Siracusa, ma soprattutto per il risultato che a mio avviso non meritava fino in fondo, ma poi il gol che ha fatto scoccare qualcosa in più nella mente del Siracusa, il rigore che probabilmente non c'era fino in fondo, e un 3-0 con la Vibonese che ha cercato poi di rientrare in partita. Non c'è riuscita, ma io non credo abbia staccato la spina, c'è semplicemente una sorta di altre formazioni probabilmente più attrezzate che hanno alzato l'asticella e hanno fatto il salto di qualità. Probabilmente la Vibonese è pronta per un obiettivo salvezza, i playoff sarebbero un qualcosa anche se domenica prossima si gioca una fetta importante alla rincorsa alla qualificazione playoff, perché al Luigi Razza arriva il Monopoli, e quindi vincere sui pugliesi vorrebbe dire insomma accorciare e rientrare poi nelle ultime 3 partite, giocandosi poi all'ultima giornata proprio con la Reggina uno scontro diretto che potrebbe dire
playoff. Il Rende ha riposato, ha vinto senza sforzarsi, insomma si è riposata la formazione di Ciccio Modesto che preparerà il match appunto di questa settimana quando sarà chiamato a giocare sul campo del Rieti. Non è semplice affrontare il Ziolino Capuano in questo momento, però il Rende ha dimostrato di stare bene, di stare in salute, di aver ritrovato mister Unawa strepitoso, straordinario, poi dalla sua la formazione di Modesto ha sicuramente la tranquillità di poter raggiungere un obiettivo al quale insomma non è chiamato necessariamente a raggiungerlo, senza pressioni però si fa meglio. Sì, sicuramente ha trovato di nuovo un equilibrio con l'innesto di Awa e quindi sta venendo di nuovo fuori quella brillantezza che aveva contraddistinto questa squadra ad inizio stagione. Sicuramente non c'è la pressione che c'è in altri campi, come diceva Attilio, però sotto questo aspetto penso che non gli si può dire nulla perché stanno facendo un campionato eccezionale. Assolutamente. Allora, se Enzo Leonetti è pronto in regia, a proposito di basi andiamo con Soli di Adriano Celentano con una raffica di personaggi di Pasquale Capri. Vado. Sei pronto? Sì, faccio una tosse di la voce, come prima grandi... che arrivi la base. No, no! I gargarismi, sì, ho fatto... i famosi... Ecco. È inutile chiamare qui, non vi aprirà nessuno. E sei forte, il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Era importante, sai, parlare un po' con noi, parlare un po' con noi. Non stiamo insieme mai, solo io, solo tu. Ruggeri. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il califfo il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Tozzi che si sforza un po', alla tiziana. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Gigi, non stiamo insieme mai. Ora sì, ora qui. E lo sogni, la pelle come un vestito. Oh yeah, oh. Ma soli alla Lillo Foti, nel cuore guarda chi c'è. Alla Scopeliti, io e te in questa città che cresce, soli, col tempo che si è fermato. È una città giovane, praticò. Ma soli, oggi come oggi, guarda quanta gente che c'è. Grazie. Pasquale Capri. Fare cantare gli allenatori, i presidenti è un po' strano. Pasquale, velocemente, grande iniziativa quella del film di Sandrino che a settembre sarà su tanti cinema del territorio. Settembre-ottobre sì, al cinema, è un bel progetto che ha anche una finalità sociale, quindi film comico, però guardiamo anche i giovani perché insomma lanciamo dei messaggi importanti contro il bullismo, contro la droga e quindi venite a vederci al cinema. Prossimamente, diciamo prossimamente. Non potete assolutamente perdere questo appuntamento. Siamo quasi in chiusura, però in chiusura dobbiamo farvi vedere il servizio legato al campionato studentesco che si è svolto ieri e che ha visto protagonisti nella provincia di Cosenza il Lopiano, che vince e va alle fasi nazionali, rappresenterà la provincia di Cosenza e la regione Calabria. Vediamo. We can do better. Non è calcio d'angolo, mette in gioco la sfera, 4 minuti al termine, lungo lancio, Ponte di testa, pallonetto, Ponte, la sblocca ancora lui, raddoppio, personale, ma che gol ha fatto Ponte, ma che gol ha fatto Ponte. It isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better.
nazionale, il Loppiano è campione regionale ed accede alla fase nazionale. I'm not worried 'cause the thing is we can do better. I know you and I are different. Chiaramente abbiamo vinto e siamo contenti, però sono contentissimo per la grande correttezza che c'è stata in campo. I ragazzi hanno rispettato le regole dello sport, per cui bella giornata di sport, questo mi interessa. La scuola merita veramente per il dirigente che sta lavorando tanto, per i ragazzi, per i colleghi e per tutti i ragazzi. Sono emozionato perché veramente abbiamo giocato contro la squadra di alto livello e hanno vinto alla grande. Grazie a Attilio Malena. Grazie a voi, buonanotte. Grazie a mister Spinelli. Grazie a voi. E grazie a Pasquale Capri. Grazie, buonanotte a tutti. Appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 21, rimanete sintonizzati con Teleeuropa Network. A volte sono peggio di una iena, se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera. L'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti. Ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola. Non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione. Ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è. Delle parole, le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non